palazzo dove lei è stato come vicepresidente. Perché queste emozioni? Beh, perché è un grande senso di responsabilità, qui si respira la storia in ogni suo aspetto, ma soprattutto per il lavoro che dovremmo fare, cioè governare il Veneto non sarà facile, abbiamo sicuramente dato risposta a molte aspettative sulla carta, ora si dovrà tradurre nei fatti. Perché noi cittadini non siamo chiamati a laurearci in giurisprudenza, a essere degli esperti di leggi per affrontare il rapporto con la pubblica amministrazione, deve essere la pubblica amministrazione che si adegua al cittadino. Questo è un sacrosanto diritto di tutti i cittadini, non esiste che gli enti pubblici vivano come degli uffici complicazioni e affari semplici. Questo è sempre rientrato nella mia filosofia, prova ne sia che ci sarà un assessore alla semplificazione amministrativa. È stato l'ultimo dei nostri problemi, quello della formazione della Giunta, l'abbiamo fatto totale e piena serenità, prova ne sia, lo posso anche confermare, lo possono confermare i rappresentanti di PDL, di Lega, di Alleanza di Centro, che questa Giunta la potevamo presentare tranquillamente il 29 marzo. Il Presidente del Consiglio sarà di espressione del gruppo della PDL e da qui poi dovremo capire, nel totale rispetto dell'autonomia dei gruppi consigliari, quale sarà il candidato e ovviamente il nuovo Presidente del Consiglio. Penso che non si risolvano i problemi invocando o richiedendo una poltrona o una rappresentanza. Spero invece che i bellunesi abbiano modo poi di vedere quali sono poi le risposte che noi daremo con i fatti. La prima risposta è che nel nostro programma abbiamo scritto che entro 100 giorni vogliamo rifare il regolamento. Fatto il regolamento del Consiglio regionale significa fare lo statuto entro fine anno come scritto nel nostro programma e se si fa lo statuto entro fine anno ci sarà la specialità per la provincia di Belluno. Del resto i bellunesi hanno sempre avuto assessori e non mi risulta che non si siano mai lamentati, si sono sempre lamentati di non aver avuto nulla, per cui vuol dire che il problema non è l'assessore ma è la linea politica di un'amministrazione. Ricordo anche, fino in fondo, che la maggioranza, se non sbaglio i conti, ha 38 consiglieri in consiglio regionale su 60, ma solo 2 sono bellunesi. Per cui bisogna anche tessere, gestire le relazioni perché la montagna veneta è grande, c'è la provincia di Belluno con moltissimi problemi che noi vogliamo trattare in maniera eccezionale, ma c'è la Lessigna, c'è l'altopiano di Asiago, per cui bisogna anche tessere relazioni onde evitare che ci sia una guerra tra poveri. Ma c'è già una delega apposita e vedrete che c'è un assessore che alla provincia di Belluno, che è l'assessore Finozzi, ormai non è un mistero, all'economia e sviluppo montano e poi anche tutta un'altra serie di deleghe che gli permettono di essere operativo rispetto alla provincia di Belluno. Io sono il governatore di tutti i Veneti, dei 4.882.000 Veneti, ma non c'è alcun dubbio, chi ha conosciuto le mie amministrazioni sa benissimo che io ragiono così. Del resto ho fatto a volte delle scelte controcorrenti che anche i miei compagni di viaggio non si aspettavano in passato. Della necessità di spiegare ai cittadini, non ai Veneti, ma ai cittadini in generale italiani, che autonomia non è in contrapposizione con unità. Questo lo dice la nostra Costituzione, è bene che si finisca di dire che il movimento federalista è un movimento centrifugo, cioè che scappa da Roma. Non è assolutamente vero.